Tra ville maestose, calici profumati e incontri interessanti, l'estate veneta si prepara a brillare con il ritorno di Sorsi d'autore, la rassegna d'arte e gusto promossa dalla Fondazione AIDA in collaborazione anche con la Regione Veneto e l'Istituto regionale Ville Venete. Dal 12 giugno al 5 luglio 4 splendide ville spalancheranno le porte al pubblico per accogliere un calendario ricchissimo di eventi. Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Bassi Ratgheb ad Abano Terme. Luoghi iconici che per l'occasione si animeranno di parole, sapori e suggestioni. La 27ª edizione di Sorsi d'autore prenderà il via il 12 giugno da Villa Badoer con l'inaugurazione della mostra Fare Scena, omaggio al maestro Paolino Libralato, accompagnata da un incontro speciale con la stilista e scrittrice Patrizia Sardo Marras, con l'attore e regista Marco Paolini e lo stesso Libralato, scenografo realizzatore. Il secondo appuntamento è il 26 giugno a Valdobbiadene, quando salirà sul palco Claudio Amendola, volto amatissimo del cinema italiano. Il 28 giugno a Montecchio Maggiore sarà la volta di Piff, con il suo sguardo ironico e intelligente, in dialogo con lo scrittore Francesco Piccolo. Gran finale il 5 luglio ad Abano Terme con l'attore Vinicio Marchioni e il regista Virgilio Villoresi, pronti a raccontare al pubblico la magia del cinema attraverso il loro progetto Orfeo. A rendere l'esperienza ancora più completa, un percorso enogastronomico con degustazioni guidate di vini e sapori prestigiosi, in un viaggio sensoriale alla scoperta del Veneto più vero. E non finisce qui, Sorsi d'autore guarda anche all'innovazione e alle nuove generazioni. Fra le attività collaterali spiccano anche laboratori di giardinaggio con la partecipazione degli studenti dell'Istituto Cerletti di Conegliano, storica scuola di enologia che quest'anno celebra i suoi 150 anni. Più che una rassegna, insomma, Sorsi d'autore è un invito a rallentare, a lasciarsi ispirare e a vivere il territorio con tutti i sensi. Ogni calice racconta una storia e ogni storia merita di essere celebrata con un brindisi.